Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'ultima edizione odierna del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con il Covid, con i numeri relativi appunto alla pandemia in Friuli Venezia Giulia, perché su 8.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 602 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,18%. 14.540 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.334 casi, pari al 9,17%. Si riducono le persone ricoverate in terapia intensiva, 39, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti, 407, 8 le persone decedute nella giornata odierna. E continua la serie di incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio, anzi il primo è accaduto intorno alle 19:30 in A4 tra Villesse e Palmanova, uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante, la persona alla guida dell'auto trasferita a Catinara a bordo dell'ambulanza dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Il secondo sinistro invece a Cormons, all'altezza dell'incrocio tra la strada regionale 56 e via Arapacis. Due le auto coinvolte, condotte da due ragazze, una del 1977 e l'altra del 2002, entrambe trasferite in ambulanza, la prima a Udine, la seconda a Gorizia. E adesso andiamo a Butrio per questa foto, come potete vedere, insomma, paura nel primo pomeriggio di oggi all'esterno del campanile a Butrio. Da poco era terminata una funzione funebre quando all'improvviso un cipresso ha preso fuoco. Sul posto celermente una squadra di vigili del fuoco che ha estinto le fiamme, oltre alla polizia locale per i rilievi. Non si esclude la natura dolosa, forse una bravata da parte di qualcuno. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato l'autore o gli autori dell'atto teppistico. Parliamo adesso di ferrovia. Sulla linea Venezia-Trieste il traffico ferroviario rallentato dalle 16 alle 17:20 per un inconveniente tecnico in prossimità di Ronchi dei Legionari Nord è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti di mobilità ferroviaria, rallentamenti fino a 60 minuti per 5 treni regionali. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash notturna. Come sempre ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e vista l'ora vi auguriamo la più cordiale buonanotte. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.